Le RSA non stanno tanto bene non solo oggi ma anche ieri, nel senso che noi abbiamo un grande problema che è quello dell'aiuto economico alle famiglie, che è fermo questo finanziamento, è fermo ancora ai dati del 2010, nel senso che noi abbiamo 33.000 posti disponibili in RSA, di cui però solo 25.000 usufruiscono di un contributo regionale. Gli altri 8.000 posti le persone si devono pagare una retta intera, il che significa che si arriva ai 2-3 mila euro al mese. A lungo termine? A lungo termine la Regione deve investire non solo nelle residenze sociosanitarie per i non autosufficienti, ma deve investire anche per l'assistenza domiciliare, deve fare emergere tutto il lavoro delle assistenti familiari e quello dei familiari.